almeno poterlo ricordare. Noi non lo conoscevamo, ma è uno di noi, ecco, un membro della nostra comunità, e quindi mi sembrava giusto così poterlo ricordare anche solo con un semplice gesto. Siamo tutti parte di una stessa comunità, ecco. Elisa arriva sul luogo dell'incidente a mezzogiorno, con lei un fiore giallo, il primo segno concreto di pietà umana nei confronti della vittima senza nome, l'uomo investito e ucciso mentre con la sua bici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza del Liceo da Vinci in Viale Europa. Il ciclista non aveva con sé i documenti e nessuno si è presentato per segnalarne l'assenza, quasi un fantasma, nonostante gli sforzi degli agenti della polizia locale che per tutto il giorno hanno mostrato a residenti e ciclisti la foto dell'uomo, così come catturata pochi istanti prima dello schianto dal sistema di videosorveglianza. Per motivi di privacy, spiegano dal comando, il frame non può essere divulgato. Mostra un uomo sulla sessantina, capelli brizzolati, pantaloni e polo, la carnagione chiara, potrebbe essere straniero ma anche un residente di qualche comune limitrofo che vive da solo. Pochi dubbi invece sulla dinamica che ha portato all'apertura di un fascicolo per omicidio stradale a carico del 71enne trevigiano alla guida della Fiat Nera, ora posta sotto sequestro, così come il suo cellulare. Non si sa, nessuno lo cerca, nessun documento o qualcosa magari da poterlo individuare. Bisogna qua fare qualcosa, mettere dei dissuasori, qualcosa, perché qua traversare è sempre un rischio. In tanti a San Liberale dopo lo schianto si sono riversati in strada, nessun stupore, solo esasperazione. 2 giorni fa una macchina non è andata a sbattere su per il palo là. Là, è una brutta rotonda sta qua. Devono prendere in mano la situazione perché è una vergogna. Qui è veramente pauroso perché corrono e fanno la sera fanno le gare con le macchine qui la sera. Sì, macchine, moto, tutto, e non hanno mai messo i rallentatori. Perché non lo fanno? Adesso chi è che ci ha rimesso la vita a una persona? Chissà che adesso, come ho detto io 10 giorni fa, casca il morto, che facciano veramente qualcosa, perché è una vergogna. Qua corrono sempre, anch'io che vado sempre via con i bambini devo sempre stare attenta perché corrono, non rispettano. Gente che corre come disperati, per chi ha la bicicletta che deve andare a lavorare non è tutelato.